Salute a tutti, oi, sono Ziauso a Savarussa, è parte di Aristanisi, per questo bello Atobiu Campus che dura 2 mesi, su 18 e su 19 e quindi da pari tutti i arti tradizionali sardas. Un Atobiu man, una faina bella, meda e stravanata e noi usiamo se noi commenti a TV, sa TV dei sardos, quando intende ai protagonistas de questa pensata e tutti i cantanti, i cantatori, i ciantessi oi, tutto in giro nostro con Parcus e sa Gresiedda, del Susato de Santo Gregori, chiesto in noi a Palas. Andiamo su noi. Il Launedda, tu indici scarico una cosa o Dante del Launedda, sa no? E te questa faina nuova che vota in mano? Questo è l'ultimo traballo che ha fatto Benson proprio in mesi prima del morri, su 1971. Si dia precontau Cirese Carpitella, poi vai un disco sopra della musica sarda della Unedda. Se io dedotto una registrazione che deniada, io accompagno questo disco con noi sonatas e cantata pure e praticamente fu di Cedao tutto concentrato l'idea che su denia della Unedda, cioè sta sonata su ballo, sonata de gresa, sonata di accompagnamento del mutettus, de canzoni longas e sa cosa bruso meravigliosa che non esiste più, è questa serenata de gravas, sa musica come tinata scrabarisso accompagnata dalla Unedda de Gavaurro. Questo disco io li ha fatto e li ha mandato a Cirese e tutto documentato in intro e di annao però annao sa coscienza mia non mi permette di usare registrazioni disinformatori che di usare pagaus. Quindi si prego, non pagheis a mimmi, però donai a su manco 50.000 francos a ogni informatore. Quindi in moi su disco bessi con tutto sonata che diventa in su disco originale che bessi un 74, ma bessi di rispettando a tutti, ai sonatori e a Benson. E Estina ha reso sul primo documento che della UNEDAS ha fatto bene con un accompagnamento che c'ha di una ventina pagina descritto da Benson che spiega della UNEDAS e spiega ogni sonata e ogni cantata. E intanto siamo questionato di Arrepentina e Mutetto, su questa fonte una dei noi artisti presenti in Savarussa, in questa 2 mesi di Attobiu, di studio, di musica cantata e suonata e sei su con Giuseppe Caddeo che è proprio suo presidente di questo associo. Si tu presenta a questo associo, Giuseppe? Questo è un associo che nasce in Segario circa 60 anni ormai, in 2 anni. Poi che comunque ci fosse esigenza di avere un'associazione certificata per poter andare in altre cose. L'associazione nasce grazie a volontà di poteri intercomunali, c'è di Sarda, c'è di Sadregenta, c'è di Finza Zembati e noi a Santa Giusta. E noi se potendo in altre, questo che è comunque questa tradizione, andando praticamente sparescendo sì, però grazie a Saggiudo di Fisica Deo e di Remo Ru che appunto ancora in vita, grazie a Dio si è ancora attivo e cantano ancora. E grazie a questa associazione ci sono riusciti a ribattere, ormai sono 13 che cantano, si fanno diverse gare, si tornano ad andare bene su questo tipo di tradizione insomma. Banda veni in meta e tocca di noi a Alberto Azzori che è un altro cantatore a Sarrepentina che si deve contare tanti obiettivi e noi a Savaruzza. Noi in campo, Socio Repentina è presente con varie attività. Si ho fatto questo mangiamo il laboratorio di Repentina con vari cantatori e ho fatto questa presentazione del suo documentario Repentina che è stato girato noi in zona ristanese di Drammazza e in Pruso, Grasi e no testa e ho fatto i gare a Repentina con Sesordio, il Mutetto e si è cantato a tema con il poeta Giovanus e il poeta Magnus. Zio F. Caddeo de Vutei, cantatore in mano a Sarrepentina, e maestro un mano, poi ci tieni dei scienti pure cantando, ahí c'è. Gesù Cristo. Oggi teniamo un grandissimo onore che teniamo scientifici e si è la sauso i eredis di Sarrepentina, e voi sono meda orgoglioso. Come sta andando oggi sul mondo di Sarrepentina? Se torna uno va che non trassa però, vero? Sul mondo di Sarrepentina non è che si sta andando troppo bene, perché dei commenti food e commentesti, dei pionari abilitati, c'è carenza a meta. Perché prima pionari cantiamo 30 di 6 mesi, oggi invece se vedevo 30 di 6 anni, c'è troppo differenza di Sarrepentina. C'è una speranza che si torni a poi in molto Sarrepentina e torni a portare proprio su non è un prodigio si vota prima, perché è una tradizione meda bella, gente meda appassionata ad ascoltare
e c'è questa speranza di aspettare chi torna di cambiare il suo tempo. Tanti pensa di questa due disi che hanno concordato in noi Savarus? Ma da mi auguro che non siano scelte propaganda, ma che sia una cosa che hanno di importo. Ora, questa è una cosa che non si è mai fatto, de canto a raccolto Deo, ma oggi hai, non so, pinnicavo a pari tutto Sartisi, e che se regione sarda questo deve essere una cosa in cui doni tua risposta. Non si donando effettivamente una cosa creare che questa Sardegna ha bisogno della regione sarda, in suo bilancio, che questa cosa si racconti, e te chi ho in TV e te che ho fare. E se usa la Uneddas con Roberto Corona, suonatori della Uneddas, quartucciaio, che è parte e componenti di questa società. Se tu conta su un paghetto, poi te che nasci con questo assozio dei suonatori? Castiai, forse è un'esigenza naturale di tutto su che succede, nel senso che c'è stato bisogno voi di castiano che non faccio dei riuniti, poi ti serve una forza unica in noi in Sardegna, proprio di donare più peso a questo che è sul mondo dei suonatori della Uneddas, in cui non manca tante problematiche sia di natura finanziaria che di natura culturale specialmente, e quindi una forza che sia rappresentativa di tutta la Sardegna, non scelti di una zona. E te sa fai oggi in Savarussa, oggi è crasi? Allora, tenemos un programma diverso seminario con presentazione del straballo Cosa Nostra, ci sono diversi associ rappresentati che ognuno di essi ha anche con un modo portare così il straballo fatto in questi anni. Poi ci sono i singoli suonatori che hanno suonare tutto questo merito. Ci sono diversi seminari sempre a pizzo della Uneddas che contano dei diversi scuole che in qualche modo sono proprio detto che a questi punti questo avvicinamento a sul mondo della Uneddas. Marcello Truccas è il segretario del campus, pagamente una curiosità di Marcello, ma quanto si costa a concordare tutta questa cosa? Se costa un mese, non so verità. A fare un socio come te a campus non è una cosa facile. Tocca da ponnapari metà gente, a ponnapari già in un montone di gente a intro di un artiscetti è difficile. Figurate da saponi di tutti noi artisti e organizzare un evento manaici che insomma è di una certa portata ma penso di una certa importanza per la Sardegna. Teneus una parte prettamente culturale, una parte delle conferenze, dei seminari, dei laboratori dei artisti, proiezioni dei film, l'enciclopedia della musica sarda, ma poi c'è la parte dei artisti a meriti dei sesi finza da su un'ottica ad acconditi bene. E te sapete di questa due disi che è sconcordato in noi in Savarus? Noi sappiamo la partecipazione di tutti gli iscritti a campus, prima di tutto. Sappiamo questa collaborazione con menti si sta ottenendo in questo primo mengiano, questa collaborazione finza questa organizzazione, già a spostare schedita se un traballo, se già collaborando poi gusto. Poi di questa collaborazione può preparare tutta questa resessita del laboratorio e delle sonate e delle cantate di Ameri. Sappiamo che questa gente comprende l'importanza della lingua e dei tornai ad imparare in famiglia prima di tutto. Quando ho questionato questo mengiano, quando ho questionato della Sardegna in scuola e molti punti questionando della lingua e l'importanza a me i artisti, che i artisti meta orta santi mantengono via questa lingua, come tu scesi già bene. E noi con ella TV ci sono sprovvendi a donare questa manicetta nostra di aiuto su che potevo fare e posso trovare esatto. E intanto grazie a me da questa bella faina che è scordata. Grazie a tu, grazie a voi. Francesco Capuzzi, cantatori, versatori sul cittano, fino su babbo dei eletroneddas, poi però devi questionare in questo più di lingua sarda, poi campus è fino a un luogo di regionata, sai c'è? Sì, ma devi questionare dessa lingua, dessa cantata, calli punti i tratti caratteristici di questa lingua, inizia si discosta di sfuggire locali, su chi si sciri, su chi si udeo, marcamenti, di commenti a nascia, e sicuramente il suo fatto che è accettata in tutto su Cavebasci come questa lingua dei cantatori, una lingua sovralocale, quindi è interessante in un luogo di Attobio come te gusto, dove c'è gente della Sardegna, a cercare non scetti su chi
per i prazziri, ma fino a sui per i riuniri. Ben fatto, bella faina. E ora questo meriese a cantare pure con i scompagni giustosi. Sì, come coordinamento è apparecchiato 6 palcos, penso. Comunque, uno è uno prazzio di una o due artisi e noi ne usiamo in pari con i cantatori della Sarrepentina. E comunque si usa alternare, fare una dimostrazione adesso di che sarti nostra, una versaredda, una cantata molto longos, che ha una curva di canzoni. Ahí ci Seuso. Seuso con suo professore Francisco Casula, poiché in Savarussa c'è da regionata spurs de lingua sarda, de lingua sarda e de bilinguismo. A gitte servidi sa lingua sarda. A Cancunu pessa galu, si una lega de il sardo non impara bene l'italiano. E invece stocca da che muore usta tontesa, ustu macchine e a narrere chi se uno conosce sa lingua sarda può imparare meglio e de plus non solo la lingua italiana, ma tutte le materie si scuola. E dunque serve sul bilinguismo che aiuta i pipius, però e aggiungo pure sormannos, a essere non più intelligenti, ma più abistos, che su chi conosce due lingue, su caso nostro, l'italiano e il sardo, tiene una mente, un cervello, produtti nelle rambus, per imparare tutto e mezzo. Si dona da uno parri di questa tua disi che anti concordavo in noi in Savarus. Ah, troppo bello. Troppo bello, no, è Sattoviana Sasarter de sa Sardegna, a cominciare da essa poesia improvvisata e poi tutte le arti, sono suonatori, sono satero scanto su tenore, sa repentina. Casalimba, commente nasce di sas artes. Salimba non è una cosa astratta, namus, chi naviga nei cieli dell'astrattezza. Salimba che narra a facere, che narra a si muovere. A Salimba tiene sempre in sé uso sa cosa, sa produzioni materiali e immateriali. E dunque Salimba non serve solo per medio di comunicazione, però allegare tra noi. Il seur de Salimba veste su popolo con sue tradizioni, con sue produzioni materiali e immateriali, con sua civiltà. Si mori Salimba, dunque, non è che morini paraulas, morini le cose che ha fatto un popolo in storia sua. Palozzedda in mezzo di tutte le altre cose sei fino tra i fondatori di questo assozio Campos, poi te che nasce Paolo questo bisogno del Campos? Una cosa che io intendo è che in Sardegna due artisi che sono fetti nostri e funti manca vai apposta a noi come te noi musa ad essere icona, no? C'è il numero che torna e l'abilità di estica non tenete nessuna voce, nel senso che non printata in sa programmazione delle istituzioni, se non tenete l'esito di finanziamento, non tenete nessuna attenzione da parte delle autorità pubbliche. Questo si può imparare è stata una esigenza con su scopo, su obiettivo di guadagnare da tenere più forza contrattuale a una parte. Dunque, come che vesti uno pago, uno sindacato, ma non deve essere comprendere in questo senso. S'altra è questa invece di arrenesci e noi si bene a tenere la possibilità di pianificare noi tutto sul mondo entro su cari biveuso e sarà non avere tagli esatto facendo un traballo con noi, invece poi che non scinti, non scinti vai, non scinti come ti funziona questo mondo, non senti che punti sa bisogno, che punti scusate vai, come ti si può vai, come invece non si deve vai, e noi ci poteva capi, noi non ci poteva capi, dunque
l'obiettivo è due, uno perché questo di difendere un mondo che è troppo debole e l'altro è questo di invece si riesce a programmare i sani benitori e su determini un nostro, perché non sia di di proprio a conca, ma che sia un noso a costruire questo est. Giuseppe Porcu de sa cantata ottata sa locutore e sicuro che noi in Sola Russa con questo atto più umano e bello dei arti tradizionali sardas e tanti pensa. Penso che è una cosa importante che tutti uniti possiamo anche una voce comune, possiamo andare amparo sul mantenimento della cultura nostra, che di questo si tratta, che non si può creare i valori della Sardegna, di su che siamo diventati in suo secolo, tutte le vite sardas, di questa tradizione che abbiamo mantenuto a come, sia sul campo musicale che sul campo poetico. Che voi aspettate di Sola Russa, di questo atto più di oggi e di grazie? Presentiamo un'attenzione più umana da parte dei organismi istituzionali, ma uno considero più umano da parte dei sardos che poco bene di queste cose o non rischiano che la sanno dimenticate, quindi non si deve pensare che siamo su pacos e si deve vedere questa scultura, la musica, la poesia di tradizione orale commenti un valore di arricchire, di mandare avanti, anzi di ottenere avanti una cosa che non distingue dai satiri, un valore impruso che è contipizzato e che lo contipizzato in un montone di gente che magari divisa a goi, chiesa launedda, chiesa poesia, per i sono metta a pare in pruspa cosa sa viene del suo schisono, che tutto che tanto sa pare si va da de mizzar, de interprete, de onzi arte e pensate ponzuno de iso scanta gente batte in tullio che è andata scurta, che è ammiratora, che prova per a livello amatoriale a interpretare questa arte, che poi bisogna tutto sul livello de canto, quindi gente metta questa e non scherimo spone sparis. Grazie e buona sorte per tutto. Grazie a voi, adios. Beppe Cuca, se tu conta da questo conto dei Launeddas in Barbaggia, come te nasce? Ma adesso sul termine è un noto pure come la Launedda, però noi prima di tutto non abbiamo visto la sa. E non solo in volta, ma tutta la zona con Belvia, Rizzo, Azzara, eccetera, perché che stiamo in Zastra, Isola, Isola, eccetera. E Wagner, dopo l'ha creato pure la mitologia, ha pensato di fatto costruire la vittoria, gli strumenti per festeggiare la vittoria, eccetera. Torra di Hospaso, suppone pure sul termine vidola e se ne sta pure un termine pure ampedanesso da loro dimenticato nada e poi torna nada. Bisogna di creare gallo, sul significato anche si pronunciava. Poi è chiaro, questo è un parere mio, poi non perdiamo questa notte di questo tempo, però gli strumenti giudicando adesso diverso modo dello motire per truedi in caldura eccetera gli strumenti così un noto sicuramente in tutto la Sardegna poi magari sul tempo questi stavo e mancava questo rao non diciamo fatto posso narrare di certo este 1836 a volta gli strumenti qui presenti hanno buscato un documento in Ada dagli Ovoderi, erano molto devoti al Santo Spirito, accompagnano il santo con una specie di zampogna. Poi segue un anno dopo un documento della diocesi di Oristanici, si dice che prima di altri strumenti non devicudi, suonavano tutto a messa, a suo tempo in latino. Tra gli anni 19 e 20 hanno introdotto l'armonium, l'arbidular de Cresia, che l'hanno adasa, ma manteneva da uno zio mio sposato una sorella di mamma, e quindi specialmente per il ballo fu considerato un mezzo interprete, però mannava una die. A me mi piacevano di più che minore, ma non spiava andare in Cresia. A suo tempo andavano il latino e il sardo, hanno tutto che hanno arbidula, hanno poi che hanno fatto un armonio e l'arbidula che l'hanno fatto di Cresia, ma quello in mezzo arbidula. Riccardo Vitao del suo jazz, sa musica sarda, sa improvvisazione, come ti dici che attendi questo mondo?
Bene, dai. Dopo ho fatto un sciopero che sta fresca un metro sul mestiere che faccio, cioè del bevi noi. E quindi questa cosa un pochetto a volte può essere finza su strobo, in senso che chi bevi in un'altra città come può essere New York o a metropoli, certo io adesso io penso più su facilità o cosa sa meta, però mi piace da mi pesare e intendi su fracassusato, mi bistratori senza io, mi titrebbia e mi intendi sonso come te e su chi si intende di musica e altro loco non mi può intendere, quindi a più scioperato adesso già un sa vita e mi andava a dire. Come ti dubbi oggi sul mondo della musica sarda? Chi dona tu sinnapi commenti su di oggi è un sinnapi buono, nel senso che adesso ora in su millennio nuovo si decide su sono e fai capire a su mondo che sagatta sa musica sarda e via ancora. Manuele Mureddu, autore del fumetto, il suo pure se noi in Savarussa avevo gustato più bello di musica sarda, poi tu sei sfina un cantatore a tenore. Come teneva tu uno umano, lo cantatore sono quelli che cantano bene, sul resto sono gente che canta. Ma da umilmente sono uno che canta. Contasi un vaghetto adesso tenore cosa tua? Sul tenore mio, io sono ugorese, prima cosa, e dunque scanto a sa moda della vita mia, cioè a sa moda ugorese, e si è tenore Ianna Ventosa, è un tenore che ha come qualche anno di storia, siamo su tirande e trazzando dannanti su un certo tipo di zona intro della tradizione ugorese. Oggi, di lunaro, so che in verità accompagnano fino a un'altra formazione, che è la formazione Borbore, che li ponzo mesu bocche su un companzero. Penso che sia bello tra tenore della stessa vita a revina a questa sinergia. E te sinara de gusta due disi de sola russa? Beh, queste due ardiere sono due ardiere epocali, una cosa che non si è mai fatta. Noi, come cantatori a tenore, chi è bevito e chi è arrivato a pustisi, fattista chi dà sul riconoscimento dell'UNESCO, come bene dell'umanità del suo canto a tenore, e si stata fatta un usozio che poneva a Parisi tutto il canto dello sozio. Namos che questa è una specie di semina, del quale poi nasce il fatto che bisogna diversi sozi di cada arte, che tutti i sozi di tutte le arti si possono imparare in questo coordinamento.